Lezione all'aperto, a distanza, dentro la scuola chiusa, per dire che la scuola ha il suo perché solo in presenza. Genitori, studenti e docenti delle superiori lo dicono senza mezzi termini al governo e chiamano in causa anche la regione, mettendosi a studiare a distanza nel cortile del liceo Fusinato chiuso. In questo momento la didattica a distanza non è il dispositivo accettabile perché non garantisce il diritto allo studio a tutte e tutti, anzi lo toglie perché come abbiamo visto durante la didattica a distanza da marzo in poi è aumentato del 20% le percentuali di dispersione scolastica. È assurdo chiudere le scuole quando le scuole erano l'unico luogo in cui c'erano dei protocolli ben definiti e soprattutto era l'unico luogo in cui era possibile fare test e tracciare il contagio. Oggi le scuole vengono chiuse per alleggerire le ULSS, per alleggerire i trasporti. Questo non è accettabile. La scuola sta pagando problemi esterni che vengono dall'esterno della scuola. Sappiamo tutti che nel momento in cui la regione ha deciso a settembre che negli autobus poteva starci fino all'80% delle persone, qui si è creata la premessa perché il virus si espandesse. Perché non si può fare lavoro di questo tipo con dei ragazzi che sono a distanza e che hanno una connessione estremamente precaria e che delle volte non ti rispondono, perché io ne ho esperienza. Guardi, io mi limito a dire una cosa di questo genere. Parlano tanto di didattica digitale integrata. Noi abbiamo una rete digitale che è al 25° posto su 27 per quanto riguarda l'Unione Europea.